un'esperienza che nasce nel 1922 ad Este e anche in altre realtà del nostro paese, ma a Este è stata portata avanti e poi sono state fatte successivamente anche delle altre esperienze che poi hanno visto il clou in una giornata del 1954 in cui si è svolta una lezione all'aperto, una giornata straordinaria, una lezione all'aperto con tantissimi alunni delle scuole di Este in piazza San Marco a Venezia. Nel frattempo, nel corso degli anni, ad Este l'esperienza si era ripetuta nei giardini pubblici, all'interno quindi del castello di Este e in altre zone anche della città. Devo ringraziare per questa iniziativa la nuova Proloco di Este 2020 e la promotrice che è la poetessa Maria Luisa Rosina, che ha portato avanti anche un documentario storico per quel che riguarda insomma tutto quello che si è svolto sia nella giornata del 54 che le esperienze precedenti appunto ad Este, per quel che riguarda un'iniziativa sicuramente straordinaria e anche molto singolare al nostro territorio padovano. Questa esperienza tentata agli inizi del secolo da varie scuole, a Este nel 1922, a Padova nel 1905, proprio per cercare di contemperare la necessità di classi molto numerose in ambienti piccoli e un po' malsani con questo problema, questa diffusione perniciosa della tubercolosi. È stato immediato il raffronto con quanto le scuole hanno dovuto affrontare negli ultimi 2 anni, da lì con l'idea di Maria Luisa Rosina Poeta, con la collaborazione dell'Istituto Comprensivo Scolastico di Este e il cercare di recuperare le esperienze dei docenti di questi 2 anni, metterle in comune per capire le difficoltà, le potenzialità della didattica a distanza. Abbiamo coinvolto anche il San Benedetto di Montagnana e appunto sabato 28 di maggio al Teatro Farinelli di Este, gentilmente messo a disposizione dalla Società Operaia Mutuo Soccorso, terremo questo convegno abbinato a un concorso che abbiamo aperto ai bambini e agli alunni delle scuole elementari per dire disegnatemi le vostre esperienze, cosa ricordate, cosa vi è rimasto di questi 2 anni. Penso che ne verrà un bel patrimonio di disegni e di riflessioni che potremo fare assieme su questa esperienza. Beh, devo dire che quando ho scoperto, perché tra l'altro non avevo indicato prima, che le fotografie che avete visto anche in questo speciale sono inedite, quindi la prima volta che vengono fatte vedere, io che non conoscevo tra l'altro cosa fosse la scuola mobile all'aperto, quando ho avuto l'opportunità di avere questi scanner di queste fotografie, subito come dire, il mio essere rigoroso mi ha portato a approfondire di più e realizzare tra l'altro questo speciale, quindi l'importanza di raccontare, benché fosse questa una esperienza, chiamiamola locale, anche se comunque tangeva in altri punti, devo dire che sono molto soddisfatto ecco, per aver realizzato questo speciale. È stata, per noi era quasi un divertimento, era si andava quasi in vacanza. Però devo dire che vedendo anche questo filmato, ricordandomi queste cose, che era molto istruttiva, diciamo, perché eravamo tutti quanti, vorrei dire inquadrati, eravamo tutti quanti molto, non c'era questa, ci alzavamo in piedi quando veniva il maestro, c'erano tutte cose che per me a quel tempo erano normali e che questo mi fa piacere ricordare questa parte della vita che ho passato in quel periodo. L'iniziativa appunto nata dalla nuova Proloco di Este è praticamente iniziata con la raccolta di tutto il materiale, la cura soprattutto di Maria Luisa Rosina. Ancora l'anno scorso, quando mi hanno coinvolto, in quanto appunto allora in amministrazione ad Este e ora come consigliere comunale, ho ritenuto opportuno, e tramite l'amico Luciano Saldenà qui in Consiglio regionale, ho ritenuto opportuno dare un'evidenza della sua importanza che realmente ha. Questa iniziativa, tra l'altro, ricordiamoci che la scuola all'aperto, così come l'abbiamo vista in questo filmato, si è conclusa praticamente nei primi anni 60
Per me è stato anche un momento di ricordo. Io ho fatto anch'io la scuola Pascoli, la scuola elementare Pascoli di Este, ovviamente qualche anno dopo, a fine degli anni 60, però comunque ho dei ricordi, grazie al maestro di allora Attilio Garavello, che la scuola non era limitata all'attività in aula. Ci portavano al museo, ci portavano a visitare i giardini, a visitare i monumenti della nostra città, così come la ricorrenza per esempio del 4 novembre, qualora che si andava in cimitero ad onorare i caduti della prima guerra mondiale, cioè tutte queste iniziative portate all'aperto, all'esterno della scuola tradizionale, che ovviamente avevano un'efficacia e una formazione per noi scolari di allora. Quindi quando mi è stata proposta questa iniziativa, appunto ancora alcuni mesi or sono, decisamente ho voluto dare la giusta attenzione come merita.